La regolazione nel servizio idrico in questi anni ha dato un notevole impulso agli investimenti nel territorio. Ci vuole spiegare meglio come è stato possibile questo? Sì, dal 2012 la regolazione del servizio idrico è diventata una regolazione multilivello, perché ci sono dei regolatori locali che sono gli enti di governo d'ambito e poi c'è un regolatore nazionale che si chiama ARERA e che fa regolazione sull'energia, sul gas, sui rifiuti e sul servizio idrico, e ha dato omogeneità e sta cercando di dare omogeneità alla regolazione su tutto il territorio nazionale. Diciamo che da quando ARERA ha preso in carico la regolazione del servizio idrico gli investimenti sono cresciuti del 50-60%, si è raggiunto un livello per abitante che è di 50 euro, 60 euro di investimenti per abitante, e ci stiamo gradualmente avvicinando a quelli che sono gli standard europei, cioè di elevati investimenti pro capite che sono in parte finanziati con la tariffa, in parte finanziati con contributi pubblici. Quindi questo è doveroso per poter portare il servizio idrico agli standard migliori delle best practice, e quindi di una migliore qualità della risorsa idropotabile e una migliore qualità delle acque reflue e del trattamento delle acque reflue che escono dai nostri impianti di depurazione.